Ciao tifoso partenopeo, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella per continuare a ricevere le ultime notizie dal Napoli. De Laurentiis attacca DAZN, partite sempre in ritardo e con una qualità scadente. Aurelio De Laurentiis nell'intervista odierna rilasciata a Radio 24 ha attaccato l'emittente streaming che detiene i diritti TV della Serie A. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso della sua intervista rilasciata quest'oggi a Radio 24esimo. Mentre in studio era presente anche Pierluigi Pardo, ha lanciato una stoccata bella forte all'emittente streaming che detiene i diritti TV del Massimo. Campionato di calcio, vedo che a Radio 24 state parlando sempre più spesso di noi, è bellissimo. Pardo, conduttore di Tutti Convocati e telecronista DAZN, NDR, è nemico della qualità perché lavora per l'emittente che manda in onda sempre in ritardo e con una qualità scadente le partite. Inoltre, De Laurentiis aggiunge: io qui volevo inventarmi Radio Napoli e qualche estate l'abbiamo fatto. Si facevano delle incursioni nel mondo calcistico che ogni tanto perde colpi perché c'è un gioco al massacro, come se ci fosse un certo masochismo. Il calcio è seguito da 28 milioni di tifosi in Italia, immaginate quindi nel mondo. Gli Stati Uniti sono un paese giovane e vanno sempre un passo avanti, ha concluso il presidente del Napoli attraverso l'intervista rilasciata oggi ai microfoni di Radio 24. Tifoso azzurro, lascia la tua opinione nei commenti e iscriviti al canale perché tornerò presto con le ultime notizie dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!